Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Come potete vedere oggi ci troviamo nuovamente all'interno di una nuova partita. Allora ragazzi, questo è un piccolo video che sto facendo, verrà seguito da altri video che sicuramente narreranno la storia in questa nuova mappa. Allora, ho appena reclamato Cotton Band, la mappa si chiama Eldorado, come potete vedere. È grande, L piccola, spazio D grande Orado. Eccola qua, Eldorado, così tutti la potete trovare. Questo è il nome perfetto, così siamo a posto. Ho invitato in questa zona due ragazzi dei 4 della scorsa mappa, perché gli altri due non hanno accettato la richiesta d'amicizia. Sono passati diciamo 2 giorni da quando gliel'ho inviata e voglio partire con la nuova regione. Quindi ci saranno 2 ragazzi se accetteranno la richiesta. Si parte ragazzi per una nuova mappa. Quindi mi raccomando, io mi sono messo qui a Cotton Band. Accanto a me ci sono altre 3 zone con carbone, petrolio, minerali, acqua, vento e tante cose da fare. Vedremo un po' come realizzare questa nuova regione tutti insieme. Allora, ho creato il server di SimCity su Curse. Mi raccomando, se entrate in questo server, la cosa più importante ragazzi è entrare nella chat vocale, perché lì diciamo è fatto proprio per questo, per comunicare mentre si gioca. La chat diciamo testuale diciamo lascia il tempo che trova, però la chat vocale diciamo è una delle cose più importanti. Quindi ricordate, Curse, il server si chiama Eddie SimCity. Potrete entrare all'interno di quella zona per comunicare con gli altri giocatori che fanno parte di questa regione. Quindi mi raccomando, entrateci per comunicare con gli altri ragazzi della vostra mappa, se volete avere un punto di riferimento. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. È un video molto breve per farvi solo capire che la regione è aperta, quindi gettatevi a prendere questi 15 posti. Mi raccomando, 2 sono occupati, però non si sa se accetteranno i ragazzi, quindi mi raccomando, andate ragazzi a iniziare quindi la vostra nuova avventura. Ci sono nuovi posti disponibili, le nuove grandi opere aspettano cantieri per essere costruite e io magari più tardi farò un video in cui mostrerò la nuova città. Ciao a tutti ragazzi.